Scontro al vertice nel girone A del campionato di seconda categoria. Siamo al campo comunale San Lussorio di Selargius, città di Selargius contro Sigma Cagliari. Inizia in questo momento la partita, è arrivato poi anche Schirru, serie di altri giocatori per il città di Selargius. Il pallone qui si è spento sull'esterno della rete, Martis coi pugni allontana, non è finita, Sarrizzu calcia fuori di poco. Il città di Selargius sovrapposizione a tutta velocità da parte di Dei, del cross di Pinna, il colpo di testa e il pallone fuori ancora di un soffio. De sì, dentro bene per Pinna, l'uscita di Martis efficace. Può avanzare ancora il città di Selargius che cerca di chiudere in avanti, il pallone a cercare Zucca e poi il tentativo sotto misura di Zucca che sfiora il gol del vantaggio. Si lancia in profondità Zucca, avanza palla al piede, Corda cerca il dribbling, passa poi il pallone per Zucca, tentativo in porta sempre di Corda, pallone sul fondo. Mentre seguiamo qui l'azione ottima da parte di Corda sul secondo palo, Sarrizzu, il pallone che resta lì e poi viene allontanato. Porceddu in avanti subito in verticale, fa passare il pallone Gadì, il tocco sotto, arriva il gol della Sigma. A sorpresa i cagliaritani sono in vantaggio al 27esimo del secondo tempo. Tutti i saltatori all'interno dell'area, il colpo di testa direttamente fuori da parte di Schirru. Parte De sì, va in porta, il gol di Christian De sì, pennellata vincente, pareggia il città di Selargius. Destro fatato di De sì che trova il gol dell'1-1. Cerca di proporre un cross, ci riesce, cross basso, il pallone che termina alto di pochissimo. Ci ha provato Zucca, poi attenzione, non è finita, anche il palo a dire di no al città di Selargius. C'è ancora qualche istante di attesa, ora arriva il fischio dell'arbitro, va ancora Christian De sì, stavolta alto sopra la traversa. Sulla discesa di Sarrizzu, prova ad alzare il ritmo, l'ingresso in area, Sarrizzu, il tiro, la risposta di Martis. Questo corner da sinistra, va De sì, ha cercato l'inserimento Schirru, Zucca, il pallone fuori di un soffio. Porcu, il dribbling di Porcu con il sinistro, palo e rete, il città di Selargius è in vantaggio al 49esimo. Ci sarà l'occasione per i cagliaritani di mandare il pallone in avanti, non c'è questa possibilità, finisce qui, altri 3 punti per il città di Selargius che batte la Sigma in rimonta con il risultato di 2-1.